Il Comune di Padova ha inviato alla Direzione regionale del Veneto dell'Agenzia del Demanio la richiesta formale di trasferimento a titolo gratuito della proprietà della Casa Dell'Angelo in piazza Surrezione 4 a Padova, attuale sede della storica Associazione Gabinetto di Lettura. La domanda si basa sul cosiddetto federalismo culturale, lo strumento che permette agli enti locali di richiedere il trasferimento a titolo gratuito di beni immobili tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, con l'obiettivo di valorizzarli a vantaggio della collettività. Di recente le facciate dell'edificio sono state oggetto di un importante intervento di restauro conservativo grazie al generoso contributo della Fondazione Cariparo con quasi 500.000 euro e all'interessamento del Comune di Padova con oltre 100.000 euro utilizzati soprattutto per il deposito dei libri nel periodo dei lavori, che ne ha restituito la suggestiva immagine medievale alla città. A questo si aggiunge un ulteriore contributo di oltre 2 milioni di euro da parte sempre della Fondazione, che permetteranno di riutilizzare il bene con nuove funzioni, mantenendolo però un luogo culturale in linea con i progetti di rigenerazione urbana attivi sul territorio. Non sarà solo gabinetto di lettura, ma sarà anche una piccola sala per convegni, essendo molto aperta al pubblico. I lavori cominceranno tra poco. Devo ringraziare sia la soprintendenza che ha collaborato e sta collaborando, sia il Demanio, perché per Demanio, per aspetto federalismo culturale, quando uno mette i soldi, in questo caso non l'ha messi il Comune ma l'ha messi la Fondazione, diventa automaticamente dentro al proprietario, per cui grazie al Demanio siamo diventati proprietari del Comune di Padova di questo splendidi immobili.